Massimo Losin parla sempre per ultimo, perché nessuno vuole parlare dopo di lui, però. Adesso che ho sentito Lana Donegon parlare, vedrò di parlare sempre prima di lei, perché è stata veramente brava. Però devo fare un appunto sul suo intervento, che ha detto purtroppo non vedo molti giovani. E in confronto ad altre forze politiche, di solito il gruppo giovani arriva fino a 40 anni, se io sarei nei giovani in qualche altro argomento politico, e invece è giusto non che Veneto Stato Giovani sia veramente solo perché ha 25 anni in giù, perché se lo facciamo chi si sente giovane ci siamo dentro tutti, o quasi, insomma, penso. Torniamo subito ai contenuti. Gianluca Panto ha detto una cosa molto importante, cioè ha spiegato perché cercare di perseguire l'autonomia, il federalismo, queste cose qua, sono dei piccoli cicli. Questa è una cosa molto importante perché da 30 anni sono state sempre proposte delle soluzioni impossibili, matematicamente impossibili da raggiungere nel Parlamento italiano. Quindi lui ha sottolineato questo ed è uno dei punti fondamentali perché il Veneto Stato è completamente diverso da qualsiasi altra cosa che i veneti hanno visto. Cioè non è solo un partito che si fa identitario, che si vuole fare promotore dell'ingiustizia che i veneti subiscono da decenni, no? Il Veneto Stato ha anche un percorso diverso, è un obiettivo naturalmente molto più ambizioso, ma ha un percorso totalmente diverso. Quindi se ci sono alcune cose, alcuni punti che dovete ricordarvi da questa serata, è che per ragioni di coerenza, se è vero che nel Parlamento italiano non si ottiene nulla, ricordatevi che per questa ragione il Veneto Stato non andrà a sedersi nel Parlamento italiano. Non è questo il nostro obiettivo, non siamo qua per dire ah no, gli altri non sono stati bravi, ma noi saremo più bravi a negoziare, fare alleanze, così. No, è un vicolo cieco, è un percorso che non porta a nulla, non è un passo intermedio per questo. L'abbiamo visto, l'abbiamo sperimentato sulla nostra pelle. Veneto Stato non va a sedersi a lui. Però, se guardiamo qua c'è scritto percorso legale, quindi c'è anche da dire, ma scusa, si parla di percorso specifico, legale, democratico, e come si farà mai? Questo è perché il Veneto Stato ha un percorso molto coerente e semplice, anche perché si rifà agli esempi di successo che sono avvenuti nel resto del mondo. Perché se guardiamo agli ultimi 60-70 anni, il numero degli stati al mondo è quasi triplicato. Nel dopoguerra c'erano una settantina di stati, adesso sono quasi 200. E nella stragrande maggioranza dei casi questo è avvenuto in maniera pacifica. Allora siamo andati a vedere gli esempi, anche quelli più recenti, a parte quelli già menzionati da Gianluca, nei paesi baltici, la Cecchia, la Slovacchia, eccetera, eccetera. Anche di recente, guardiamo, il Montenegro è diventato indipendente nel 2006 con un referendum. Nel 2009 la Groenlandia è diventata indipendente dalla Danimarca con un referendum. Attenzione, con un referendum dove non è che vota tutta la popolazione, solo la Groenlandia, nel caso loro, o solo il Montenegro, non hanno votato i serbi. Lo stesso il sud del Sudan, che vi ricordate l'anno scorso è diventato indipendente, non volevano più far parte di uno Stato che era maggioranza musulmana, hanno fatto un referendum solo la parte sud cristiana e adesso sono uno Stato indipendente. Il prossimo caso, molto importante, è quello della Scozia. Lo Scottish National Party ha ottenuto la maggioranza dei più sensi in Scozia. Nel 2014 la Scozia fa il referendum per la completa indipendenza politica dalla Gran Bretagna. Quindi questi sono avvenimenti che succedono e succedono anche in maniera molto veloce. Questo perché è possibile? Perché c'è un diritto internazionale, cosiddetto patto di New York, sottoscritto anche dallo Stato italiano, che dice che il popolo, un popolo, ha il diritto di autodeterminazione. E cosa vuol dire?
che è il popolo stesso che decide del proprio futuro. Noi non siamo proprietà di qualcun altro, non viviamo in un sistema di vassallaggio, non siamo proprietà del Parlamento italiano, non dobbiamo chiedere allo Stato italiano qualcosa. È la sovranità popolare di noi veneti che decide. Quindi il percorso di Veneto Stato si differenzia da qualsiasi altra cosa vista precedentemente, perché non cerchiamo quei 30 milioni di consensi dell'intero Stato italiano, cerchiamo di avere una maggioranza del Parlamento italiano. Quello è matematicamente possibile. Vogliamo solamente la maggioranza dei veneti per ottenere un obiettivo molto più ambizioso, non per avere indietro, per carità, parte delle nostre risorse, per ottenere il 100% delle nostre risorse, per l'obiettivo autonomista più moderato possibile ci vuole la maggioranza degli italiani. Per ottenere l'obiettivo più ambizioso che è Veneto Stato, cioè trattenere il 100% delle nostre risorse, basta solo la volontà dei veneti. Questo è perché è un percorso vincente ed è per questo che Veneto Stato sta crescendo esponenzialmente. E non è cosa da poco, perché dobbiamo anche ricordarci delle dimensioni di questa ingiustizia fiscale che subiamo anno dopo anno. Cioè la differenza tra quanto paghiamo di tasse ogni anno, che è una settantina di miliardi di euro, a quanto riceviamo indietro di servizi pubblici, che è una cinquantina di miliardi di euro, vuol dire che manca ogni anno 20 miliardi di euro per una popolazione di 5 milioni di abitanti. Vuol dire 4.000 euro a testa ogni anno. Questo è il costo dello Stato italiano, 4.000 euro a testa, non solo per il lavoratore, proprio dei bambini piccoli fino ai bisnonni. Qua dentro siamo in 200, vuol dire che per 4.000 euro a testa, solo qua dentro, lo Stato italiano ci costa 800.000 euro all'anno. Cioè, senza lo Stato italiano, con un Veneto Stato indipendente, solo dentro questa sala 800.000 euro, solo dentro questa sala, 4.000 euro a testa. Vuol dire per una famiglia con mamma, papà e bambini parliamo di 15-20.000 euro all'anno. In 10 anni sono 200.000 euro all'anno, vuol dire che ogni 10 anni stare nello Stato italiano ci costa una casa. Queste sono le dimensioni dell'ingiustizia fiscale che subiamo ogni anno. Sono dei numeri allucinanti, per quanto ci racconta qualcuno che non vive la nostra realtà, mi pare impossibile, perché neanche le colonie africane venivano sfruttate in questa maniera. Cioè sembra quasi impossibile che esista un popolo sul pianeta Terra che subisce un'ingiustizia di queste dimensioni e non alza la testa. Per questo c'è Veneto Stato, per questo abbiamo un percorso legale, abbiamo la tutela della comunità internazionale, dobbiamo essere solo noi stessi a volerlo, e non è solo un diritto, ma di fronte a una ingiustizia di queste dimensioni è proprio un dovere civico impegnarsi attivamente per ottenere l'obiettivo di Veneto Stato, che è la completa indipendenza politica. Quindi quello che vi chiedo è non solo di apprezzare magari se poi ci sono bravi relatori che vi hanno convinto qualcosa, se ci sono altre domande, ma proprio di prendere questo impegno civico, perché è un vostro dovere, non è un nostro dovere, è di tutti noi, è un dovere anche vostro. Quindi vi chiedo di impegnarvi, là c'è un banchetto, stiamo facendo una raccolta firme per fare pressione agli attuali rappresentanti istituzionali di fare quello che sta facendo la Scozia, perché se non lo fanno loro allora pagheranno le conseguenze elettorali, okay? Perché o lo fanno loro o lo facciamo noi, okay? Però dobbiamo fare questa pressione, è un nostro dovere civico, iscriviamoci tutti a Veneto Stato, partecipiamo ai banchetti, prendiamo un modulo per la raccolta firme, facciamo sentire il peso della nostra volontà, perché è arrivato il momento di alzare la testa e prendere quel treno
descritto prima, perché non ce ne saranno altre di occasioni come questa di questo tipo. Grazie.